Cari telespettatori, ben ritornati qui con noi nel nostro spazio consueto, abitudinario ormai del venerdì con lo SPCGL. In modo particolare quest'oggi parliamo tanto con Federconsumatori quanto con l'Auser e così possiamo finalmente dare risposta alle tante mail ma anche messaggi che abbiamo ricevuto nelle nostre segreterie in questo periodo, in questo lungo periodo di tempo relativamente ai ruoli che hanno poi Federconsumatori. Quindi tanti ci hanno segnalato indiscriminati aumenti dei prezzi, tante truffe che si sono svolte, realizzate anche via internet, telefonicamente, a discapito soprattutto di persone un po' più fragili, anziane, isolate, molto isolate. E relativamente anche all'isolamento ci rivolgeremo appunto ad Auser per sapere le attività che vengono svolte, in che termini riprendono, perché tanti anziani non ne possono più e ovviamente non vedono l'ora di ricominciare, speriamo non in modo frenetico ed eccessivo, le attività sociali che possono essere previste. Quindi capiremo anche le sedi dove si trovano, se sono aperte, le modalità e tutto. Bisogna fare tutto con calma e con attenzione, perché naturalmente ci si rivolge anche a un target particolarmente fragile che si è cercato di tutelare il più possibile, che deve continuare a stare attento. E colgo l'occasione per ribadire, perché tanti se ne vedono anche in strada, gli anziani soprattutto devono portarsi sta benedetta mascherina, disinfettarsi le mani o mettersi i guanti, non a metà col naso fuori, come vedo tanti in giro. So che ho capito è difficile respirare, per tutelare se non altro la propria salute, perché per carità, finché uno è giovane, è un ragazzo, si arrangia, ma un anziano è particolarmente a rischio, quindi importantissimo questo. E invece se ne vedono tanti che non ascoltano, non hanno piacere di mettersi sta benedetta mascherina. Vi presento subito le nostre interlocutrici oderne. Maria Gallo, presidente Auser Veneto, ben collegata qui con noi. Dottoressa, grazie di essere ospite nostra. Dottoressa Giovanna Capuzzo, presidente Federconsumatori del Veneto, grazie anche a lei. E i tanti temi che affronteremo, perché oltre all'aumento dei prezzi ci saranno i viaggi, gli abbonamenti delle palestre, l'abbonamento del trasporto pubblico e quant'altro ancora. Allora, incominciamo con l'Auser, va bene? Concordate? Nessun problema. Benissimo Presidente, allora innanzitutto ricordiamolo, visto che è periodo anche di dichiarazioni dei redditi col 730, bisogna prenotarsi anche se scade a settembre, comunque c'è il 5 per 1000 che può essere destinato tanto ad Auser quanto a Federconsumatori, e qui invito la nostra regia dopo a mettere anche la slide, perché bisogna portarsi il codice fiscale se non erro, vero? Certo. E infatti c'è questa, vado io? Sì, Scusate. sì. C'è questa slide che è il frutto di di una relazione che stiamo cercando di coltivare, perché siamo dell'idea, insieme allo SPI ovviamente, che fare insieme forse è meglio e ci aiuta di più. Non c'è competizione interna per la scelta del 5 per 1000, perché ci occupiamo di ambiti ovviamente totalmente diversi che si intersecano, si completano, però insomma non è questo il problema. E poi sono sempre molto al di sotto del numero delle dichiarazioni dei redditi le scelte del 5 per 1000, quindi c'è spazio per tutti, senza doversi strappar via un'opzione piuttosto che due. Allora, io passerei anche alla slide successiva, così lei inizia a raccontare a coloro che non lo sanno, perché non diamo per scontato tutto, che cosa si occupa l'Auser, che cosa è stato interrotto e quando e come riprende. Innanzitutto gli ambiti di competenza. Ok. Quindi le attività. Aspetta. Eccole qua. Eccole. Allora, queste sono le attività principali. Io partirei però da una premessa. L'Auser è un'associazione a livello nazionale che è nata proprio sull'intuizione di Bruno Trentin. Quindi l'intuizione era: gli anziani quando arrivano a casa a fine del percorso lavorativo non possono essere lì seduti soltanto a passare il tempo, ma devono restituire alla propria comunità quello che nel corso dell'attività lavorativa, sindacale e di relazioni continue si è imparato. Da qui la necessità di costituire questa associazione che nel corso del tempo e degli anni è diventata veramente importante e di grandissimo valore.
per cui siamo un'associazione diffusa su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda il Veneto, c'era una slide, quella lì con le 2 cartine del Veneto, Sì. che comunque scorrerà, insomma, proprio per far vedere che l'articolazione e la crescita dell'associazione è stata molto, eccole lì, da un lato c'è il pezzo dello SPI, quello sulla destra, e dall'altro ci sono le bandierine, i puntini, insomma, che designano l'articolazione della presenza dell'Auser. Come vedete è una cosa è molto ricca di colori in entrambi i casi, proprio perché cerchiamo di andare noi Auser, vicino ai nostri anziani. Questo ha fatto sì che ci si organizzasse all'interno di circoli, per cui poi a un certo punto scorreranno i nostri recapiti, perché siamo presenti in tutte e 7 le province, per un totale di circa 260, oltre 260 circoli, che sono luoghi di aggregazione, diciamo, sia come volontariato sia come attività anche di promozione sociale, che vuol dire tutto ciò che si fa per aiutare le persone anziane a divertirsi, a vivere con un po' più di serenità e di relazioni continue che si rinsaldano strada facendo, perché la solitudine è il peggior nemico dell'anziano. Oggi si vive di più, ma la longevità pare quasi essere un problema più che un valore aggiunto a questa società. Abbiamo visto anche i commenti durante il coronavirus e tutto quello che è successo, ma penso ne parleremo successivamente. Noi ci occupiamo di attività rivolte alle singole persone, per cui abbiamo un'attività di telefonia sociale importante che ovviamente aiuta a tener compagnia anche a chi non va fuori casa o ha difficoltà di solitudine particolare, di isolamento, per cui è proprio il momento di far due chiacchiere, di sentire c'è qualcuno che si ricorda di quella persona da sola, e si instaurano veramente delle relazioni importanti che poi si trasformano in rapporti anche di amicizia altrettanto importanti fra associazione e persone che ci conoscono. Lì sono elencate alcune delle attività che facciamo, perché la realtà supera la descrizione, quindi sì. E far sintesi è sempre una cosa molto, molto particolare, perché non ci sono 2 circoli che siano sovrapponibili all'interno di questa rete che abbiamo nel Veneto. No, però proprio per leggerli un attimo, così dopo lei le approfondisce, leggo poi i titoli, sì. Stigmatizzo. Aiuto alla persona, quindi come lei diceva, trasporti sociali protetti con accompagnamento, che è una cosa molto importante, e poi le attività di ascolto al telefono e la compagnia. Volontariato civico, quindi presidi scolastici, le aree verdi, i musei. Questa può essere un'attività per gli anziani che hanno voglia di fare qualcosa, quindi ecco la risposta a tante mail che arrivavano: mettetevi a contatto se avete voglia di essere disponibili per fare qualcosa di utile. Apprendimento permanente, quindi una specie di università della terza età, in certo qual modo, conferenze, visite culturali, corsi. Anche questo ci è stato richiesto da molte persone, e su questo lei spenderà ancora 2 parole. Sostegno agli immigrati, poi solidarietà internazionale, turismo sociale, anche qui abbiamo ricevuto diverse richieste, gite, soggiorni, viaggi. Molti ci chiedono per il periodo primavera-estate cosa sarà possibile fare, poi anche in settembre-ottobre. Tempo libero, quindi tutte le attività creative, ballo, teatro, pittura, anche lì tante domande, e l'esercizio fisico altrettanto, attività per sani stili di vita, quindi la ginnastica dolce e quant'altro. Queste sono alcune delle vostre tante attività. A lei. Grazie per la veloce lettura. Queste sono alcune, come ripeto, perché poi ce ne saranno tante altre che però non abbiamo il tempo di illustrare. Però, detto questo, intanto noi siamo presenti, ripeto, in tutte le province. Sicuramente nel comune, se non dove abita la persona che ha telefonato, di cui lei parlava,
ma poco distante ci sarà un luogo vicino, un circolo Hauser in un comune vicino, dove alcune risposte alle domande fatte possono essere trovate. Gli anziani hanno voglia di stare in compagnia e noi cerchiamo di aiutarli a stare bene in compagnia, facendo anche delle cose che magari fino al momento in cui sono andati in pensione non avevano potuto sviluppare. Lei citava la questione del ballo. È una cosa fondamentale perché fatta e seguita da persone che magari non avevano più stimoli neanche per andare fuori casa e che invece, grazie a una passione che non avevano mai potuto coltivare, esatto, e pensare a una persona che in un giorno della settimana si prepara, si stira la camicetta più bella o si fa la barba o cose di questo genere, si prende cura di sé per andare a fare una cosa che piace, al di là poi di come si balli, di cosa si balli è secondario, ma si sta insieme ad altre persone. Sono cose che mancano ai nostri anziani. Infatti le domande quando riapriamo, così vado velocemente anche, noi praticamente abbiamo cercato abbiamo fermato tutte le attività ovviamente che prevedevano la vicinanza delle persone. Ripeto, siamo rimasti attivi sulla questione della telefonia sociale proprio per le motivazioni che ricordavo all'inizio. Il trasporto sociale è continuato soltanto nella fase appunto di stop per tutti, soltanto per accompagnare persone che dovevano sottoporsi a terapie oncologiche o dializzati, insomma cose che non potevano avere alternative. Dall'inizio abbiamo dato le indicazioni necessarie e continuiamo a tenere aggiornati tutti i nostri circoli sulle prescrizioni, ciò che è possibile, ciò che non è possibile fare, e anche all'interno di un'auto tutta la questione della distanza di sicurezza, chi sta dietro, le mascherine, cioè stiamo martellando come chiunque, qualunque soggetto con un po' di senso civico e di responsabilità deve necessariamente fare. E ora che stiamo riaprendo le sedi, perché siamo riaperti quasi in tutte le province direi, e man mano anche nei vari circoli, però sottoponendo alla sanificazione delle sedi se appunto ci sono stati fra l'altro casi conclamati di infezione da coronavirus. E comunque sia pulizie profondissime laddove non ci fossero, e pian piano si riapre, ma con l'obbligo di seguire tutta una serie di prescrizioni che noi abbiamo mandato in coerenza con quanto scritto nei decreti preposti. Certo. Per mantenere le distanze di sicurezza, per far sì che in una sede non ci sia la vicinanza, si tengano le distanze previste. Addirittura alcune sedi si stanno attrezzando perché ci sono le condizioni per poterlo fare, dei box, quelli lì. Insomma, tutto quello che può essere a tutela della salute della persona. Torniamo su questo. Sia del volontario che della persona che accede nelle nostre sedi, perché ovviamente anche l'accesso è contingentato e quindi non più di uno per ufficio. Insomma, certo. Le cose che possiamo immaginare le stiamo realizzando. Ecco, poi parleremo di quando riprendono le attività, ma lo faremo nella terza parte della nostra trasmissione. Io vi devo interrompere perché abbiamo la pubblicità. Dopo la pubblicità diamo la parola anche a Federconsumatori e poi naturalmente completiamo anche il quadro della qualità di vita delle persone over 75 anni in base ai dati che ci ha fornito l'Hauser. Quindi a tra poco dopo la pubblicità, pochi secondi.